Controlli mirati in 5 comuni: Treviso, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco, Vittorio Veneto. I carabinieri hanno passato a setaccio strade, vie e zone considerate maggiormente a rischio, come parchi e parcheggi dei centri commerciali. Obiettivo primario: prevenire i furti. In soli 6 ore i militari hanno arrestato una persona, 17 denunciate, 22 patenti ritirate e sequestrate diverse armi bianche. A Montebelluno un 22enne tunisino molestava gli avventori di un locale. All'arrivo dei militari si è scagliato contro di loro. Per lui sono scattate le manette. A Treviso denunciato un 25enne trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico della lunghezza di quasi 20 centimetri, ovviamente sequestrati. A Castelfranco denunciato un 40enne bosniaco e un 57enne del veneziano per ricettazione e riciclaggio. Lo straniero è stato trovato in possesso di un ciclomotore privo di targa con telaio a braso acquistato su internet dal veneziano. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Nel Coneglianese una persona è stata denunciata per furto di un ciclomotore, altri 5 deferiti perché trovati con valori alcolemici superiori al consentito e si sono fra l'altro rifiutati di sottoporsi all'alcotest. Non solo, un 15enne del posto è stato trovato in possesso di un coltello con lama superiore a 7 centimetri ed un 18enne in stato di ubriachezza molesta. Nel Vittoriese 3 persone sono state deferite in stato di libertà nella notte per guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti.